Entro l'autunno mi ero impegnato a fare il primo passaggio in Consiglio dei Ministri sull'autonomia. Manca un mesetto alla fine dell'autunno, quindi contiamo di rispettare anche questo impegno come tanti altri. Le rassicurazioni arrivano in giornata dal vice premier Matteo Salvini dopo settimane di silenzio sul dossier attualmente sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora c'è una scadenza precisa, il 21 dicembre, ultimo giorno d'autunno. Intanto il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti denuncia l'ostruzionismo di una parte della burocrazia statale. Ci sono alcuni ministeri che sono un po' riottosi nel collaborare e questo è comprensibile. Dai burocrati ministeriali romani non potevamo aspettarci completa disponibilità. L'autonomia non ce la regala nessuno, dovremmo combattere per averla, dovremmo battere i pugni su certi tavoli. In alcune parti d'Italia, sostiene Ciambetti, c'è molta invidia per il Veneto che ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche anche in situazioni di grave difficoltà. Lo abbiamo visto con il maltempo nel Bellunese, quando per la prima volta è stato messo in pratica il protocollo che prevede il presidente di regione come massima autorità di protezione civile. Quello che abbiamo dimostrato in Regione Veneto è che questa volta l'emergenza ha avuto una gestione sicuramente più efficace e efficiente. Lo facciamo in tantissime altre cose, dalla sanità all'ambiente al sociale, però ripeto, quando la Regione viene messa in grado di gestire in autonomia o in piena responsabilità certe cose, lo fa sicuramente meglio di qualche ministeriale. Ogni resistenza sarà superata, confida il Presidente del Consiglio regionale, grazie alla spinta dei 2.400.000 veneti che hanno votato nel referendum dello scorso anno. Adesso andremo a chiedere conto, scusate, a questi ministeri che, ripeto, stanno facendo melina, stanno facendo ostruzionismo e non vogliono dare ai veneti l'autonomia che i veneti si aspettano e si meritano.